Facciamo un bel applauso, rompiamo il ghiaccio per la presentazione della Don Carlo Misilmeri stagione 2022-2023, il quarto anno in eccellenza, con la solita crescita, la costante crescita che abbiamo fatto. La storia del nostro club lo conoscete tutti, occasione speciale ovviamente oggi per la coincidenza con la festa patronale. Io andrei subito al sodo, comincerei a chiamare uno per uno quelli che saranno i protagonisti, dalla dirigenza, lo staff tecnico, gli sponsor ovviamente, per ultimi i calciatori. Partirei proprio dalla dirigenza. Io comincerei chiamando fin dall'inizio il presidente Antonio Cottone, che invito a salire sul palco insieme con il sindaco Rosario Rizzolo e con i membri dell'amministrazione comunale. Solo il sindaco, a questo punto chiamo a cascata tutti gli altri con l'amministratore delegato Augusto Falletto, accompagnateli con un applauso man mano che salgono sul palco, il direttore generale Luigi Piccone, direttore sportivo Aurelio Lobianco, segretario generale e responsabile impianto sportivo Giuseppe Gullo, segretario sportivo rapporti federazione e istituzioni Benedetto Spezio, direttore commerciale Andrea Di Girolamo, dirigente addetto agli arbitri Matteo Cammarata, poi Pino Vitrano, Piero Piccone, i dirigenti Sergio Priola e Sandro Trapani, ovviamente Giusto Logerto il nostro vicepresidente, e poi proseguendo Delianna Rizzo, Angela Iena, Giovanni e Francesco Cannizzaro, per non dimenticare ovviamente Cristian Morra. Lo invitiamo ovviamente a salire, Cristian, vediamo se ci raggiunge, speriamo ovviamente di sì. Ovviamente non possiamo dimenticare l'Under 19, il settore giovanile, scolastico della Don Carlo Misilmeri, nelle figure di Giusto Di Patti, il responsabile, con Piera Cerniglia, il direttore tecnico Giampiero Logeffo, Giovanna Pittone e Anna Grassadonia. Presidente, facciamo parlare prima il sindaco Rosario Rizzolo, che fa un saluto alla comunità di Misilmeri. Buonasera a tutti. Grazie ad Antonio Cottone, che è il presidente della società calcistica Lauri Carlo, per tutto quello che ha fatto in questi anni. Grazie ancora perché quest'anno ha allestito una squadra che molto probabilmente ci auguriamo tutti di arrivare ai primi e arrivare in Serie D. Allora noi ci siamo insediati, diciamo, quando abbiamo programmato di fare la festa patronale di San Giusto, e abbiamo concordato assieme ad Antonio di fare la presentazione della squadra precisamente un giorno, diciamo, all'interno delle festività. Perché? Perché la squadra è nostra, la squadra è del territorio misilmerese, e per questo ci deve essere una grande collaborazione sia con la dirigenza ma anche sotto l'aspetto sportivo con la squadra di calcio. Antonio, io non vado oltre, io mi auguro che il problema spettatori domani possiamo risolverlo, perché c'è un problema con la questura. Auguriamoci che domani mattina sia ufficiosamente loro che noi ufficialmente, io personalmente andando in questura, possiamo risolvere il problema dell'ingresso dei tifosi. E poi per quanto riguarda poi la gestione e altre problematiche, noi la settimana entrante ci incontreremo con la dirigenza e con il mio assessore al ramo e i funzionari per una volta e per sempre stabilire e chiudere il discorso gestione calcio, gestione società Don Lauri Campo. Buonasera a tutti e in bocca al lupo per domenica e per tutto il campionato, augurandoci che andiamo in Serie D. Ringraziamo il sindaco Rosario Rizzolo. A questo punto la parola la lascio al presidente. È il tuo terzo anno, se non sbaglio, da presidente della Don Carlo, quarto ormai, quando fai parte della famiglia. Ecco, applauso doveroso che, diciamo, ti accompagna. Lascio a te la parola. Sì, buonasera a tutti. C'è solo un presidente, un presidente, c'è solo un presidente. Da dove Mario chiedo scusa e tolgo il microfono al presidente perché è anche una notizia bella, la volevo dare, giusto? Finalmente il progettista, l'ingegnere Capritti, in collaborazione con il comune di Misilmeri, ha consegnato il progetto, ha mandato il progetto della tribuna. Abbiamo nell'ultima sessione di bilancio regionale, è stato inserito, grazie anche a una deputazione,
a un deputato sono stati inseriti 300.000 euro di finanziamento, quindi siamo in attesa di approvare il bilancio e iniziare poi i lavori quanto prima, lavori che noi aspettiamo con ansia, e grazie di nuovo per questo. Allora mi riallaccio a quello che diceva poco fa Rosario quando parlava. Misilmeri, la Don Carlo Lauria è dei misilmeresi, e a me fa piacere che si sia risvegliato in Misilmeri, nei tifosi, la voglia di stare vicino alla squadra di calcio, la voglia di stare vicino a chi con tanta fatica, con tanto sudore, e parlo di tutte le persone che ho qui dietro, fanno sì che questa cosa possa andare avanti. Ovviamente poi nel vero senso della parola la palla passa a chi va in campo, però volevo fare un gesto ipotetico. Io ho ritirato il numero 12 da quella che sarà la maglia dei giocatori, perché il numero 12 è quello che avete voi, ossia i tifosi misilmeresi, e quindi questo è un gesto. Queste sono le maglie che verranno consegnate a chi farà l'abbonamento, ma anche ai tifosi ultra che ci seguono per tutta la Sicilia, come anche hanno fatto lo scorso anno. Detto questo, è la cosa più bella che c'è. detto questo volevo chiamare Giuseppe Azzaretto, così facciamo la consegna, e nel frattempo vi ringrazio. Il problema che ha esternato poco fa Rosario riguarda la presenza del pubblico, purtroppo è una cosa che ci trasciniamo dietro dallo scorso anno, speriamo di risolverla già per domani, ma sicuramente è una cosa che si risolve in pochi giorni, e per l'11 settembre, che sarà la data in cui noi giocheremo la prima in casa contro la Mazzarese, sono molto fiducioso che ci siate tutti, non che gli spalti siano già aperti, perché quelli lo saranno sicuramente, e quindi stateci vicino. Vi invito a chi può fare l'abbonamento, a chi ci può seguire domenica dopo domenica, ma anche a questo punto rivolgo alle tante attività che già si sono avvicinate negli ultimi 3 anni, ma che stanno continuando a farlo, perché il progetto che abbiamo noi, parlo non solo di noi ma anche della comunità misilmerese, è molto molto ambizioso. Fare un salto di categoria vuol dire un aumento del gettito economico per l'intera comunità. Parliamo di gente che viene qui a vedere le partite, quando viene da fuori deve cercare dove prendere un caffè, dove mangiare, dove dormire, ma anche dove comprare un souvenir o una qualsiasi altra cosa, quindi questo penso che sia un bene per tutta Misilmeri. Quindi se Giuseppe è arrivato, queste consegno le maglie che saranno degli ultra. Grazie per quello che fai, grazie a tutti. E adesso la palla. Grazie. Io sicuramente la palla non so giocarla come quelli che sono lì, e tra poco chiameremo. Ringrazio il corpo dirigenziale della Don Carlo Misilmeri, un applauso per accompagnarli, poi torneranno ovviamente per il prosieguo della presentazione. Io passerei, visto che sono stati menzionati, Sindaco. Allora, consegniamo alla squadra di calcio per la 351esima festa del patrono San Giusto e compagni martiri. Ringraziamo per la partecipazione l'associazione calcio Don Lauricarlo Misilmeri. Grazie. Dunque, li menzionava poc'anzi il Presidente, le attività commerciali, gli sponsor che accompagnano, alcuni da anni, altri sono delle new entry. La Don Carlo Misilmeri li leggo molto velocemente in ordine alfabetico, ovviamente la Bracero, ovviamente l'azienda Rattenuti, poi in ordine alfabetico come dicevo l'Antico Emporio Segestano, Boston Extend, Calandrino Viaggi, Casa Morra, poc'anzi Cristian l'abbiamo menzionato, CM Ferramenta, Conad dei Fratelli Amato, Cisca, CL Costruzioni, Dago e Chelsea Cibi, Ecol Service, FC Food Company, GP Carte, Imprese Edile Matteo Cammarata, La Cover, MC
di Pepe Ceravolo, Pecorella e infine RA, che anche quest'anno sarà sponsor tecnico della Don Carlo Misilmeri. Veniamo ora al campo, veniamo ora a chi sarà protagonista domenica dopo domenica. Vi ricordo domenica 28 alle ore 16 la partita di Coppa Italia, l'andata del primo turno contro l'Oratorio Marineo. E allora presentiamo lo staff tecnico partendo, intanto vi invito ad avvicinarsi, a salire uno per volta, anche in questo caso vi invito ad accompagnarli con un applauso partendo da mister Salvatore Utro. Venite uno per volta. Allenatore in seconda Gaetano Tomasino, preparatore atletico Giovanni Asnaghi, Manfredi Panne match analyst, il preparatore di portieri Francesco Lima, Roberto De Gregorio medico e infine Vito Montalbano fisioterapista. Invito anche a salire lo staff dell'Under 19 con mister Giampaolo Lobu, il responsabile dell'Under 19 Toto Di Fulco e infine Gaetano Di Pisa in qualità di dirigente accompagnatore. Ovviamente chi è presente si avvicini. Mister, vieni. Ti tocca. L'anno scorso, tuo malgrado, non eri qui alla presentazione, quest'anno hai pieni poteri, come si direbbe in alcuni casi. Ti invito a prendere il centro del palco, finalmente domenica si comincia. Tanto buonasera a tutti, grazie per essere qui, perché è confermata l'affetto che mi ricordo la finale dei playoff. Ho visto tutta la città in quello spicchio, è stata una grandissima emozione, quindi la piazza è piena, vedo grandissimo entusiasmo e questo mi fa veramente piacere. Sarò breve, io l'unica cosa che vorrei dirvi a tutti è che questa squadra, questi ragazzi faranno un grande percorso, lo faremo tutti insieme, cercheremo sempre di onorare ogni minuto di questo campionato, sapendo che sarà un campionato tosto, difficile. Noi ci saremo, sapendo che abbiamo addosso una maglia importante, sapendo di rappresentare una città che per noi è importante sentire l'affetto della gente, e chiederò ai ragazzi di farlo in maniera spensierata, come quando hanno cominciato a giocare a calcio, ma con un grande senso di responsabilità che abbiamo nei confronti di questa città e che rappresenteremo in tutta la Sicilia, dando sempre il massimo. Grazie a tutti e vi aspetto allo stadio. C'è un invito da parte del vicepresidente Loggerfo a essere un po' più propositivo. A questo punto ti tocca. Non te l'aspettavi, ti tocca, vieni. Gaetano Tomasino, facciamo un applauso, che tu sei qua, ogni volta mi dici non mi intervistare, invece ti tocca. Misilmerese, sempre presente, quanta emozione c'è. Buonasera a tutti, da Misilmerese sicuramente c'è tanta emozione. Sono onorato di fare anche quest'anno parte di questo staff. Ringrazio il mister, ringrazio il presidente, ringrazio tutta la dirigenza, sperando di fare un campionato all'altezza delle aspettative. Grazie. Diciamo che dopo 5 anni finalmente una dichiarazione pubblica del nostro allenatore in seconda Gaetano Tomasino, che ringrazio, così come tutto lo staff. Ci rivediamo tra pochino, il tempo di presentare quella ciurma di ragazzi. Prego mister, grazie ancora. Perché adesso è arrivato il momento del piatto forte, no? Dei giocatori. Partiamo dai portieri, ovviamente in ordine di ruolo. Partiamo dai giovani, Simone Marino, Matteo Chinnici, anche voi venite pian piano che vi chiamo. Venite. E partiamo da Alessio Zummo. Il coro. Ovviamente con Alessio ci sono Simone Marino, Matteo Chinnici e Cristiano Vaccarino, anche per loro l'applauso della gente di Misilmeri. Veniamo alla difesa, ovviamente vi chiamo in ordine sparso. Partiamo da Francesco Ficarra, Alberto Cossentino, anche lui pezzo storico della nostra squadra, Gabriel Colombatti, Ismaele Bonaccorso, Dario Morana, Giacomo Fricano, Simone Giuliano, Daniele De Caro,
Matteo Mamone e infine, sembrava che me l'ho scordato, Riccardo Pellegrino e Luca Frisella. Eccolo Luca, era nell'altra, hai visto, era nell'altra pagina. Veniamo ai centrocampisti partendo da Alessio Lonigro, Giuseppe Romano, Federico Sino, Samuele Caracappa, Francesco Virzì, Luigi Mendola e presentato per ultimo, perché è capitano, Stefano Cerniglia. Bravi, chiamatelo qua che ora ci penso io a lui. Chiudiamo con gli attaccanti partendo da Benny Raci, Piero Concialdi, Federico Matera, Mario Secan, Vincenzo Logerfo, Raimondo Lucera, Giuseppe Lombardo e infine vice capitano della Don Carlo Misilmeri 2022-2023 Pietro Balistreri. Facciamo ora un applauso globale alla Don Carlo Misilmeri 2022-2023. Allora, Stefano Cerniglia, vieni qua, me l'hai promesso, anche tu, a Gaetano io ho fatto la sorpresa, a te ti ho fatto invece come una preparazione psicologica, anche tu. Allora, Stefano, altro anno da capitano, sempre a rappresentare il tuo paese, tanto perché è anche un anno speciale, anche fuori dal campo, non stiamo a parlare. Come ti senti all'inizio di questa stagione? Allora, innanzitutto volevo ringraziare tutti i miei selmeresi che sono qui presenti questa sera. Ma lo sai pure tu, Francesco, da misilmerese essere capitano per me è un motivo di orgoglio. Speriamo di raggiungere l'obiettivo prefissato con la società dopo tutti i sacrifici che sta facendo il presidente. No, io insieme alla mia squadra faremo di tutto per raggiungere l'obiettivo. Ci accontentiamo, Presidente, ci accontentiamo. Passiamo la parola a Pietro. Pietro, vieni al microfono, tu sei un volto nuovo, prima volta sotto la D per te e questo testimonia la bontà del progetto. Innanzitutto buonasera a tutti. Ogni anno all'inizio campionato ci sono molte aspettative. Ho fatto questa scelta, veramente ho deciso subito, grazie alla società e al direttore. Spero di ripagare appunto le aspettative, ma qui c'è una squadra fatta di giocatori forti, di giocatori con personalità. Siamo un gruppo importante, ci conosciamo da un mese e per raggiungere gli obiettivi che tutte le squadre a inizio anno vogliono vincere, perché a inizio anno vogliono vincere da tutti, però la cosa più importante è il gruppo e io penso che qui c'è una squadra forte che farà sognare questa tifoseria. Ora, e qui invito il nostro tecnico, c'è una canzone che la squadra ha già scelto, c'è una canzone che questa squadra ha scelto come così, urlo di battaglia, quindi vi invito a farla partire. Mi piace la musica dance, mi piace perché sai di te, di quando ballavi per strada, e mi piace, anche se non ci sei più, ultimamente dormo sempre anche se non sogno, senza like con il file sul divano.
questo punto vi invito a tornare tutti su, anche i dirigenti, i componenti del settore giovanile, così sparpagliati per tutto il palco, così approfittando anche della tanta gente che è ancora qui, facciamo un bel selfie con la gente, il primo abbraccio con la gente. Ne approfitto il tempo che salite tutti per ricordarvi che allo stand che c'è alle vostre spalle potrete sottoscrivere la tessera socio sostenitore per assistere alle partite. Do la parola nuovamente al mister, al presidente, al mister della società. Sì, io volevo, una cosa che non ho fatto poco fa, volevo ringraziare anche, erano anche loro sul palco, ma il nostro settore giovanile è quello che in proiezione negli anni ci sta dando e ci darà anche una linfa vitale per andare avanti e per incentivare e per spingere sempre di più misilmeri, dei misilmeresi, con giocatori misilmeresi come già ne abbiamo e come sarà sempre un piacere accoglierli. Quindi vi invito anche a partecipare agli stage e ad andare a fare parte del nostro settore giovanile. Grazie. E direi che con questo possiamo concludere, chiudiamo con la foto. Io direi che consegno il microfono. I've been so